Problemi e proteste in Calabria per la prenotazione dei vaccini per i soggetti fragili e disagi anche per le sedi indicate per vaccinarsi. Tornano a salire i contagi in Calabria, ma con un maggior numero di tamponi effettuati. Oggi si registrano 317 positivi e 2 decessi. Reparti pieni e pronto soccorso trasformati in Covid, mancano anche le ambulanze per trasferire gli ammalati. L'attesa è estenuante a Rossano. Operazione della DDA di Reggio Calabria che ha portato alla luce l'influenza delle cosche sulla sanità reggina. 14 le persone arrestate dai carabinieri del Rosso. Manifestazione di protesta stamattina a Catanzaro davanti alla sede di Calabria Verde. I lavoratori chiedono il ritiro del provvedimento della cassa integrazione generalizzata. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque sono davvero tante le segnalazioni che riceviamo da parte dei soggetti fragili che tentano spesso inutilmente di prenotarsi sulla piattaforma vaccinale delle Poste. Anche chi riesce a prenotarsi spesso rifiuta perché il centro vaccinale è troppo distante. Europa, buongiorno. Sì. Salve, sono Gianluca Pasqua. Sì. Lei è di Cosenza? Chiamano in molti in redazione per lo stesso motivo. Hanno provato a prenotare la vaccinazione tramite la piattaforma di Poste Italiane adottata dalla Regione Calabria, ma non sono riusciti a ottenere un appuntamento, o lo hanno ottenuto ma molto lontano nel tempo o in sedi molto distanti dalla propria residenza. Il signor Raffaele, di 82 anni, quindi appartenente alla prima fascia, ci ha raccontato la sua esperienza. Nonostante sia over 80, cardiopatico e paziente oncologico, non aveva ricevuto la chiamata dopo la prenotazione via telefonica. Non è andata meglio con la piattaforma. Sua figlia ha immesso i dati richiesti. Risultato? Vaccinazione a fine luglio a Corigliano Rossano. Naturalmente Raffaele ha rifiutato perché ritiene di meritare un trattamento migliore. Disavventura anche per la signora Stefania che ci ha inviato la sua testimonianza. Sono una persona affetta da una patologia su base autoimmune e che quindi rientra nelle categorie dei soggetti fragili. Da 2 giorni sto cercando di prenotarmi sulla piattaforma della Regione Calabria, ma senza alcun successo. Il sistema, dopo aver inserito i miei dati, mi rimanda a questa dicitura: i codici inseriti non sono corretti o non corrispondono a persona appartenente a categoria avente priorità nella fase corrente del piano vaccinale. Accertati di non aver commesso errori di inserimento. Ricontrolli i miei dati, ma la dicitura rimane la stessa. Vorrei capire ad oggi soprattutto sapere come risolvere il problema e soprattutto capire perché succede tutto questo. E anche Luana ha riscontrato lo stesso problema. Sono la mamma di una ragazza affetta da grave disabilità. Da un paio di giorni stiamo riscontrando dei problemi sulla piattaforma. Io non riesco a prenotare il vaccino per mia figlia. Allora mi esce questa dicitura: i codici inseriti non sono corretti o non corrispondono a persona appartenente a categoria avente priorità. Stiamo parlando di una bambina gravemente disabile. Confrontandomi comunque con altre persone che hanno patologie autoimmuni e malattie rare, purtroppo nemmeno loro riescono a prenotarsi sulla piattaforma. Evidentemente il sistema ha ancora qualche falla. Per tanti che sono riusciti a prenotarsi, altri non ce l'hanno fatta, pur facendo parte di categorie fragili. Molti invece hanno rinunciato perché impossibilitati a raggiungere i centri vaccinali indicati dalla piattaforma. È necessario un intervento risolutivo, altrimenti la campagna vaccinale proseguirà a singhiozzo e lascerà troppe persone senza la propria dose. E c'è la proposta del professor Ciro Indolfi, presidente della Società Italiana di Cardiologia e direttore della cardiologia del campus dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, che dice la priorità nella somministrazione dei vaccini dovrebbe riguardare anche i pazienti cardiopatici e con patologie neoplastiche o ematologiche. Cardiopatici fuori dalle categorie considerate fragili per la vaccinazione in questa fase, un allarme già lanciato nelle scorse settimane dal presidente della Società Italiana di Cardiologia, che torna sull'argomento viste le tante richieste di pazienti con malattie coronariche che si sentono penalizzati. In verità noi abbiamo, come Società Italiana di Cardiologia, abbiamo denunciato la impossibilità molte volte di vaccinare i nostri pazienti fragili. E perché dobbiamo vaccinare
questi pazienti. Li dobbiamo vaccinare perché se un soggetto fragile viene colpito da Covid-19 ha una più alta probabilità di avere complicanze e anche complicanze mortali. Quindi il Covid-19 è una malattia estremamente pericolosa per i soggetti fragili che vanno quindi protetti con una vaccinazione appropriata. L'Italia non ha dato una buona immagine, anche alcune regioni del nord come la Lombardia hanno avuto grandi difficoltà nella organizzazione del piano vaccinale, ma quello che noi abbiamo imparato oggi è che dobbiamo proteggere soprattutto quei soggetti che hanno avuto uno scompenso cardiaco, che hanno un infarto o che hanno una grande probabilità di avere complicanze se colpiti dal Covid-19 attraverso una vaccinazione. Quanto più presto si otterrà la cosiddetta immunità di gregge, tanto prima ci sarà una protezione per i nostri pazienti. Noi come Società Italiana di Cardiologia proprio in questi giorni abbiamo scritto un documento, un position paper che fa una piramide dei pazienti, fa una graduatoria di quelli che sono i pazienti più gravi, di quei pazienti che devono essere protetti. Quindi speriamo che tutte le organizzazioni sanitarie italiane, non solo quelle regionali, diano una priorità nella vaccinazione a questi pazienti fragili. Quindi noi speriamo proprio che avvenga una protezione per questi pazienti. I pazienti con allergie devono comunque vaccinarsi, è quanto spiega ai nostri microfoni il dottor Saverio Daniele. I soggetti allergici che si apprestano ad essere vaccinati in questa seconda fase devono seguire alcuni accorgimenti, ce li spiega il dottor Saverio Daniele, allergologo, che dice non ci sono controindicazioni, tutti possono aderire. Innanzitutto una chiarezza. Perché c'è molto allarmismo al riguardo anche in virtù del fatto che alcune agenzie europee in una fase precoce di vaccinazione hanno messo un allarme infondato. I soggetti allergici, quelli per intenderci che sono affetti da raffreddore di tipo allergico e anche da un asma bronchiale di tipo allergico lieve moderato, non hanno nessuna controindicazione, quindi seguiranno le precauzioni che si usano per la popolazione generale. Quali sono i soggetti realmente a rischio per eventuali reazioni? Intanto una premessa: nessun soggetto deve essere escluso dal piano vaccinale, quindi anche i soggetti a rischio, che sono quelli che hanno avuto dei precedenti di shock anafilattico grave, con interessamento dell'apparato cardiocircolatorio e respiratorio, oppure che hanno alcune patologie tipo la mastocitosi, allora questi soggetti, pur non essendo esclusi neanche loro dal piano vaccinale, ovviamente dovranno essere vaccinati con maggior precauzione, intanto in ambiente protetto e poi anziché l'osservazione raccomandata di 15 minuti, un'osservazione di 60 minuti, magari anche con delle premedicazioni farmacologiche che hanno il significato di prevenzione nei confronti di reazioni gravi. Ma tutta la popolazione, compreso il popolo nutrito degli allergici, deve e può ovviamente vaccinarsi. E non mancano le difficoltà anche per ricevere la seconda dose del vaccino. Sentiamo questa storia. Ci troviamo all'esterno della sede vaccinale di Via degli Stadi. Sentite questa donna. Dove sono stata messa in È un'infermiera e fa parte delle categorie che hanno il diritto prioritario di vaccinarsi, ma ascoltate che cosa ci ha detto. Io sono stata un attimino mandata avanti e indietro dall'ASP da Serra Spiga qua e non riesco a trovare praticamente
la via giusta per fare questa seconda dose. Da Serraspica che cosa le hanno risposto? Mi hanno detto che sono in lista, però mi dicevano deve risultare sulla piattaforma. Sapevo di essere chiamata, di venire chiamata tra martedì e mercoledì che sarebbe arrivato il vaccino. Quanto è passato dalla prima dose? Cioè quando l'avrebbe dovuto fare il vaccino? La prima dose l'ho fatta il 17 febbraio. Ah, ok, quindi sono già ai limiti. Siete al limite? Al limite perché lo dovevo fare il 10 marzo, non c'erano le vaccine disponibili, quindi è passato un po' di tempo. Nessuno le sa dire come e quando riuscirà ad avere la seconda dose del vaccino anti-Covid, che dovrebbe essere, almeno questa, garantita a tutti. E nella sua stessa situazione, a suo dire, pare non ci sia solo lei. Sì, c'è tante persone che ho saputo che, sì, anche degli altri colleghi, non tutti per fortuna, perché al primo scaglione l'hanno fatto la maggior parte, adesso questo era un secondo scaglione dove ci siamo meno persone, però insomma dovremmo farlo a più presto, speriamo. Quest'infermiera si è trovata faccia a faccia con un rimbalzo continuo di responsabilità. Noi non siamo un centro di informazione, non è di nostra competenza. Consulti la piattaforma, si è sentita dire. Piattaforma che sta generando non pochi problemi ai cittadini che vogliono prenotarsi. Di fatto, anche stamattina abbiamo incontrato diverse persone in fila, sempre a Via degli Stadi, nella sede adibita alle vaccinazioni, per chiedere maggiori informazioni su una piattaforma poco fruibile. Ma questa è un'altra storia. Adesso è il punto sui contagi con il consueto bollettino della Regione. Tornano a salire i contagi in Calabria. Nelle ultime 24 ore registrati 317 nuovi positivi. Ieri erano 156, ma con un numero quasi doppio di tamponi effettuati, 3.142. Anche oggi è il Cosentino l'area dove si registrano più contagi. Nel dettaglio, i casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 104, Catanzaro 81, Crotone 55, Vibo Valencia 5, Reggio Calabria 66. In crescita di 8 unità i ricoveri in area medica, oggi sono 323, mentre restano stabili a 33 i degenti in terapia intensiva. Anche oggi si registrano altri 2 decessi che portano a 777 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia. Pochi però i tamponi durante il weekend in Calabria e percentuali di positività altissime in provincia di Cosenza, riscontrati casi di variante inglese nell'area urbana cosentina e a San Giovanni in Fiore, scuole chiuse ad Altomonte e Lamezia Terme, il caso poi Borgo dei Mastri seguito da Lusca. Si chiama Sardi e Sicuri, la campagna vaccinale inaugurata dalla Regione Sardegna. 26.000 i test eseguiti nelle 32 sedi operative distribuite su 19 comuni nel Cagliaritano. Uno screening di massa utile a monitorare la situazione nell'isola che da bianca è tornata all'arancione. Numeri impressionanti se paragonati ai 1.600 effettuati nella giornata di domenica in Calabria, soltanto 257 sul territorio provincia di Cosenza, dove sono state riscontrate 59 positività, ossia il 23% dei campioni prelevati. Eppure la situazione in Calabria e in provincia di Cosenza meriterebbe un monitoraggio più accurato, anche perché circola la variante inglese, molto più diffusiva e quindi potenzialmente più pericolosa. Tra i casi sequenziati, 4 riguarderebbero alunni e docenti che frequentano scuole dell'area urbana cosentina. Variante o non variante, i casi positivi interessano diversi istituti, ultimi in ordine di tempo quelli rilevati nei plessi della Città dei Ragazzi e di via Aldomoro della Don Milani de Matera di Cosenza. Come chiarito dal facente funzioni Spirlì, tocca alle amministrazioni comunali prendere provvedimenti. A Lamezia i commissari, su proposta dell'ASP di Catanzaro, hanno deciso l'interruzione delle attività scolastiche in presenza fino al 7 aprile, provvedimento già adottato a Catanzaro nei giorni scorsi. Così anche ad Altomonte fino al 31 marzo. Non c'è dunque una linea comune. Nella mappa del contagio della provincia di Cosenza spiccano i 74 positivi di Paterno. Sarebbero tutti riferibili alla casa di cura Borgo dei Mastri. Il virus si è diffuso tra operatori e pazienti che attendevano di vaccinarsi. La maggior parte sono asintomatici, soltanto alcuni hanno avuto necessità di ricovero. All'interno i soggetti positivi sono isolati e monitorati dall'USCA. 3 gli operatori già vaccinati con la prima dose risultati positivi, ma senza sintomi rilevanti. E l'azienda ospedaliera di Cosenza, considerato l'aumento delle persone positive al Covid e che hanno necessità delle cure ospedaliere, ha attivato 14 nuovi posti letto di area medica. I posti sono stati ricavati nel reparto di geriatria, riconvertendo una parte delle postazioni di degenza. Ad oggi di questi 14 posti estendibili a 20 in caso di ulteriore peggioramento della situazione, 8 sono già occupati. E c'è un focolaio anche all'interno
all'interno della casa circondariale Caridi di Catanzaro. Una sessantina circa di positivi fra detenuti e agenti penitenziari all'interno della casa circondariale Ugo Caridi di Catanzaro, un focolaio che preoccupa e non poco, ma la direttrice ai nostri microfoni dice è tutto sotto controllo. La notizia non è ovviamente una bella notizia perché in un carcere l'accertata positività crea degli evidenti problemi, è una comunità chiusa e quindi il contagio può diffondersi rapidamente. Al momento la situazione aggiornata è di 47 detenuti positivi e su ovviamente una popolazione che arriva a circa 600 detenuti e sono stati tutti tamponati, quindi in 2 giorni abbiamo effettuato i tamponi a tutti i detenuti, il risultato è stato, ripeto, di 47 positivi. Abbiamo poi negli operatori penitenziari 10 operatori penitenziari risultati positivi. Per quanto riguarda ovviamente il personale non sta lavorando, è evidente, quindi la situazione è più semplice da questo punto di vista. Invece per quanto riguarda i positivi ristretti, abbiamo individuato 2 sezioni in cui sono allocati, per cui non hanno assolutamente contatti con la restante popolazione detenuta e ovviamente ci sono delle ristrettezze che si vengono ad aggiungere a quelle che sono le limitazioni della ovviamente libertà personale, della limitazione alla libertà personale, e quindi capiamo il disagio che i detenuti in questo momento stanno vivendo, ma devo attestare il grande senso di responsabilità che stanno avendo e quindi capiscono la situazione generale. È chiaro che sentono il bisogno di avere contatti con la famiglia, perché in questo momento quelli che sono preoccupati probabilmente sono più i familiari che loro stessi, perché per fortuna non abbiamo una situazione di detenuti in condizioni di ricovero, quindi sono asintomatici, paucisintomatici, quindi la situazione loro è abbastanza serena, però è chiaro che vivono il disagio con la famiglia. Io ho autorizzato delle telefonate oltre i limiti previsti e ci sono delle limitazioni sui WhatsApp, che è questo nuovo modo di effettuare le telefonate con la famiglia che stiamo facendo da 1 anno ormai, da quando è scoppiata la pandemia, quindi per la difficoltà di movimentazione dei familiari per raggiungere il carcere. Il pronto soccorso di Rossano adattato al reparto Covid, la situazione è drammatica, non ci sono più posti e mancano anche le ambulanze per trasferire i malati. L'area Covid segnalata su un foglio scritto a mano e affisso con del nastro isolante l'immagine della precarietà in cui si è costretti a lavorare in un ospedale come quello di Rossano, dove il pronto soccorso è stato adibito a reparto Covid. Gli operatori con lo scafandro nell'ambiente sterile, la tenda pre-triage della protezione civile, è una situazione ormai al collasso. Abbiamo tutti i posti di Covid, sia ordinari, intensivi e subintensivi, pieni, saturi, per il quale pertanto tutti i pazienti che sono pervenuti al pronto soccorso ho dovuto accettarli e creare l'osservazione breve, temporanea, per poter assistere al pronto soccorso. Naturalmente questo mi è stato possibile in quanto l'altro pronto soccorso di Corigliano l'ho organizzato per poter accettare i pazienti non Covid, quindi pazienti senza sintomatologia Covid. Naturalmente eventuali emergenze, anche non Covid, come ieri un'anemia, un infarto, siamo in condizione di assisterlo, di curarlo, di trattarlo, di rianimarlo. Il problema è soltanto che non abbiamo più i posti dove sistemare per un'osservazione prolungata di ore. Le ambulanze che non bastano per i trasferimenti. L'esiguo numero di ambulanze a disposizione sono tutte impegnate per trasferimento Covid. E ieri ci ha aiutato molto la città metropolitana di Reggio Calabria, dove abbiamo mandato almeno 2 pazienti. Naturalmente le ambulanze sono impegnate per ore e pertanto abbiamo anche un problema a modo di trasferimento. Si combatte una guerra a mani nude, senza uomini e mezzi, nosocomi come quello di Rossano, che resta l'ombra di se stesso, di ciò che è stato in passato, e sono i cittadini a percepirlo e denunciarlo. L'ospedale di Rossano non è nemmeno una casa famiglia,
perché è venuto a mancare tutto, non c'è niente. La città di Corigliano Rossano è sotto stretta osservazione da parte dell'azienda sanitaria provinciale. I casi aumentano e con essi la paura di non sapere se e dove sarà possibile curarsi in una pandemia che toglie dignità al dolore. La cronaca, il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto è tra le 13 persone rinviate a giudizio nell'ambito del procedimento scaturito dall'inchiesta Piazza Sicura. Il GUP del Tribunale di Catanzaro, Teresa Guerrieri, ha infatti accolto la richiesta del PM della DDA Veronica Calcagno. L'operazione, lo ricordiamo, ha coinvolto pubblici amministratori, imprenditori, professionisti e pubblici dirigenti indagati a vario titolo per falsità materiale e ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, mancanza del certificato di collaudo. Secondo le indagini eseguite dalla Guardia di Finanza sarebbero stati commessi più reati di falso finalizzati ai finanziamenti per i lavori complementari e per il rilascio del certificato di collaudo di Piazza Bilotti che fu sequestrata lo scorso anno. Immediata la reazione del sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, che appunto dopo aver appreso la notizia del suo rinvio a giudizio ha detto: ho la coscienza a posto, ho sempre lavorato per il bene della città come ho fatto per ogni lavoro e opera pubblica che è stata realizzata durante il mio mandato di sindaco. Il fatto che abbia stimolato i tecnici e i progettisti a completare le opere per la città non rappresenta una circostanza eccezionale ma un modus operandi abituale finalizzato a far sì che tutte le procedure fossero concluse nel migliore dei modi. Occhiuto ha detto che chiarirà appunto la sua posizione in fase dibattimentale. Operazione della DDA di Reggio Calabria che ha portato alla luce l'influenza delle cosche sulla sanità reggina. Le mani della cosca Piromalli sull'ASP di Reggio Calabria. Emerge questo dall'inchiesta denominata Chirone, condotta dai carabinieri del ROS con i comandi provinciali di Reggio Calabria, Bologna e Catanzaro, e alla quale si è data visibilità stamattina con l'emissione da parte del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Procura distrettuale antimafia, di 14 misure cautelari. Le persone coinvolte nell'indagine, conclusasi nel 2018, sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori, traffico illecito di influenze e corruzione. Nel corso della conferenza stampa che si è svolta questa mattina in collegamento online si è chiarito che il clan Piromalli, attraverso la famiglia Tripodi di Gioia Tauro, esercitava sui presidi sanitari di tutta la provincia reggina indebite pressioni al fine di ottenere commesse, garantiva provvigioni anche a medici che favorivano dette operazioni e a imporre incarichi nelle aziende sanitarie. Un sistema consolidato sostenuto, stando all'inchiesta, dai fratelli Giuseppe Antonio e Francesco Michele Piromalli, medici recentemente scomparsi. Francesco Michele era genero del capo fondatore del clan Piromalli, Girolamo, detto Don Mommo. I due fratelli Tripodi avevano ricoperti incarichi importanti nella sanità reggina e anche a Tropea, e altrettanto importante sarebbe ai fini dell'inchiesta la figura di Fabiano Tripodi, figlio di Francesco Michele, anche lui medico. Secondo gli inquirenti era figura di riferimento degli assetti societari di realtà imprenditoriali operanti nel settore sanitario. Gli indagati infatti facevano riferimento ad aziende da loro controllate o di cui erano stati ispiratori per piazzare ordinativi negli ospedali della provincia, in particolar modo a Locri, Gioia Tauro e Polistena. Le società utilizzate erano la MCT di Gioia Tauro, la Lewis Medica di Lamezia e il centro analisi Minerva. Beni sono stati sequestrati a tutte e tre per un valore complessivo di 8 milioni di euro. Forestali in piazza questa mattina, manifestazione di protesta a Catanzaro davanti alla sede di Calabria Verde. I lavoratori chiedono il ritiro del provvedimento della cassa integrazione generalizzata. Arrivano soprattutto dalla provincia di Cosenza gli operai forestali che stamattina hanno protestato a Catanzaro dinanzi alla sede di Calabria Verde. I sindacati denunciano l'immotivata applicazione della cassa integrazione. Ricorrere ad una cassa integrazione per Covid quando ancora, e fortunatamente ci auguriamo che persista così il dato, non ci siano dati di contagio che possano giustificare questo provvedimento, è chiaro che allarma i lavoratori e di conseguenza allarma anche il sindacato. Quindi oggi noi chiediamo
il ritiro del provvedimento della cassa integrazione generalizzata. Non è più accettabile, non è ammissibile che Calabria Verde utilizzi uno strumento come la cassa integrazione per Covid per recuperare risorse e fare cassa. Altro problema è quello economico, per il quale si chiede chiarezza alla Regione. Sono lavoratori che hanno perso reddito e non poco, che stanno subendo disagi enormi, ritardi nei pagamenti, riduzione di almeno il 40% del reddito, e persone che sono monoreddito, per lo più sono tutti qui. Non è possibile ridurre per mesi e mesi e mesi il loro reddito, perché altrimenti si sfiora davvero la soglia della povertà. Vediamo come ha chiuso oggi la borsa. Altra seduta incerta per le borse del vecchio continente, mentre gli indici americani proseguono poco distanti dalla parità, con focus sulla testimonianza in corso di Jerome Powell e Janet Yellen davanti al Financial Services Committee della Camera USA. L'annuncio di un nuovo lockdown duro in Germania fino a metà aprile e i ritardi nelle campagne di vaccinazione hanno gettato nuove ombre sulla riapertura delle attività e sulla ripresa dell'economia. Dagli USA giungono anche nuove accuse ad AstraZeneca, che avrebbe utilizzato dati obsoleti per misurare l'efficacia del farmaco. Si attenuano per il momento le preoccupazioni legate ad eventuali pressioni inflazionistiche negli USA a causa del massiccio piano di stimoli fiscali e della ripresa dell'economia, che potrebbero indurre la Fed a virare verso una politica monetaria più restrittiva prima del previsto. A Piazza Affari il FTSE MIB archivia gli scambi in flessione dello 0,6%, deboli anche il FTSE 100 di Londra e il CAC 40 di Parigi a meno 0,4%, mentre resistono il DAX di Francoforte a più 0,1% e l'IBEX 35 di Madrid a più 0,7%. A Wall Street variazioni contenute per il Dow Jones a meno 0,15%, l'S&P 500 flat e il Nasdaq a meno 0,3%. Sul Forex l'euro-dollaro scende a quota 1,186 e il cambio tra biglietto verde e yen si deprezza a 108,7. Forte contrazione per le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 3,7% a $62,2 e il WTI a meno 4,0% a $59,0. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si contrae a 94 punti base, con il rendimento del decennale italiano in calo allo 0,6%. Tornando a Piazza Affari, tra le aziende più capitalizzate svetta Amplifon più 5,0% dopo i dati negativi del farmaco contro la sordità di Frequency Therapeutics. Ben intonate le utilities Italgas a più 2,4%, ERA a più 2,3% e A2A a più 2,1%, mentre arretra soprattutto Stellantis a meno 3,3%. Grazie e buon proseguimento di serata. Il meteo in chiusura. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Persistono correnti fredde che mantengono le temperature ben al di sotto delle medie, ma il tempo è in miglioramento. Domani ulteriore miglioramento con ampi spazi soleggiati, seppur non mancheranno nubi sparse ma senza fenomeni. Temperature in lieve aumento ma ancora al di sotto delle medie stagionali. Analizziamo lo stato di mari e venti. Domani mari generalmente mossi con venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.